Quindi, ovvio che se da ora aggiuntassi Biel Blanc, Non ho trovato il materiale, io Di forse non ho essere pensato bene. il video non ha chiatato. Il materiale della lezione scorsa. Sì, in tal senso che us vi mandate il link, Sì. no? Lì che è la registrazione dal seminario, giusto? Che lo ha chiatato. Sul link, sera ma non forse sono capitata sul sito. Hanno acchiattato allora. No, devo cercare video, cosa cerco? Come mostra la collega, Ok. così alle Clar Parducce. Ecco, allora provi a fare una condivisione dall'home page Sì. del nostro sito, ok, no? lì. Ecco, allora, come che vi ho detto, il progetto Vecure alle chi, no? Vecure, si entra e si va giù. Ve lo chiedo, il video di che altre volte, no? Dalla prima lezione. Dopo di domani tareis il secondo video sotto di protezione civile e viene denante con le altre lezioni. Va bene? Dunque dalla home page, torni in daur, dalla home page si entra dal progetto Vecure, che è il primo dall'ignovis, e si va giù sotto fin quando non si chatta il video. Ecco. Grazie, mi ero persa a cliccare altre cose. Va bene. Non, allora, comunque, dovesse più chiaro la CRI prossimi seminaris, così il benvenuto a questo è il secondo appuntamento di Becure Avere Cura, per cui che era presente la volta passata in screat questo nuovo ciclo di formazione con un incontro dedicato alla Costituzione, ai prims 3 articoli alla fin fine, no? Per cure dall'Associazione per la Costituzione di San Daniele in compagnia del professor Francesco Losciuto e come invece rivina al secondo di queste incontri che sarà parcure invece dal servizio di volontariato NUE, della stai numero unico per le emergenze, perché per fulano si per cui caldis, ma che il NUE lì si capiscono altre robe, ma o sapete bene che magari non vin tante volte no, di dare conferme che il NUE lì invece sta per il 112 e i sistemi tecnologici, protezione civile che non sa dare anche la POE per questi progetti ad un con l'ufficio scolastico regionale, lo ricordiamo che gli altri partner ad un con la società filologiche furlane sono l'APS Reset di Tumiec, l'Associazione per la Costituzione, e dopo la FIDA Sisontina che Olarin a cognossi in tai prossimi appuntamenti. E come codisevin invece UE o Fevelarin di protezione civile in Friul, io ste una suase per capire meglio c'è che ha funzione la presenza in tal territorio di protezione civile e anche quali sono i servizi no, a pro in funzione dagli scuolis. Per fare questo ho avuto il piacere di vedere con noi Maria Teresa Plet, che è posizione organizzative per gestione e di sviluppo del sistema di volontariato di protezione civile e ad un cugnè ho avuto anche l'ingegnere Nazareno Candotti, che è il dirigente responsabile proprio dal servizio di volontariato 112 e sistemi tecnologici. Io non disaresse di più, perché sono proprio curiosa anche io di conoscere meglio quali sono le proposte, tra l'altro prima ho avuto un'anticipazione di ciò che ho dato usgnot, vi dut che la protezione civile non cate ciò che è succeduto in gli ultimi sensi qui, perché per da buona è un disastro, un'emergenza da urdi che altre, però sono tanti le proposte proprio declinati dopo per ogni fase di età e allora come la sin la paraule alla dottore Maria Teresa Plet. sì, mandi a tutti, io ho disaressi di piacere a tutti
E io direi di scomensare col saluto dal dirigente, dal direttore del volontariato, ingegnere Nazareno Candotti, che nos saluta. Eccomi qua. Allora, qui non si parla in italiano, benedette l'ore, a si fa bene in Marilenghe. Siccome io sono da Marilenghe da Ciarnie, di quel paesut che le insondi che manda dal Tulimente, anche se mi sentis e fevelarai, anzi ciacararai a questo cugno idioma, che è una variante dal furlan, hai sempre te furlan, però è un furlan un tic stravagante, ecco. Intanto vi ringrazio perché avete la possibilità di ciaccarare per Marilenghe a noi una roba di poco e vendiesi orgogliosi dalla nostra, come chi dice in force, Marilenghe. Ecco, c'è fase le protezioni civili. Le protezioni civili, e Maria Teresa vi spiegherà poi dopo tal dettaglio effettivamente l'aspetto di disegno più scolastico dalla nostra attività, ma in particolare la protezione civile, e chi sta nel messaggio che vuole lasciarvi, ormai si sta differenziando per due tipi di attività. Un'attività all'ordinaria e un'attività alle straordinarie. Ieri ha detto pulito, con ha detto un'emergenza da pur che altre, e non finisce. Ma l'emergenza per la protezione civile a vorrei di essi l'ordinaria, se non che a chi in 3 anni invenvuto spies che non Bertoldo. E quindi non me l'ho passato, gemellaggio in Puglia, alluvione nelle Marche, disgrazie sul Carso, sono state in contemporanea. Ho potuto fare fronte a tutti questi eventi grazie al sistema di volontariato. Ecco, in chi sta qui la protezione civile e quanti credemi, quanti si va intorno, che avviono le maute con le stricche Friuli Venezia Giulia, come chi dice io, la gialline zale, perché l'Aquila è a tutti gli effetti una gialline, che la dicono come cavolo, ma è una gialline. Ecco. Hai sempre un occhio di riguardo, ma veramente hanno sviodin e a pensi e lo disin, ma non nome perché lo pensi, perché lo hanno proprio ormai magazzinato al cervello. Le protezioni civili a Iena Sud in Friuli Venezia Giulia, dal Friuli in particolare, e la protezione civile dal Friuli Venezia Giulia cerca ad esempio per tutto quel che fa. Allora, us dicevi, tu ne bande i vin le emergenze e perché si attrezzini. Si può sempre fare meglio e quindi il nostro compito è proprio che di potenziarsi, di avere personale, fa formazione che è fondamentale. Senza la formazione tu vai da nessuna bande. Maria Teresa ci dirà che le prime regole è che qui cooperare per la protezione civile, il soccorritore ha di lavorare in sicurezza, altrimenti il lumeteno a repentaglio e come in perduto il soccorritore il aven fatta e farla fortare. Ecco, allora, d'une bande i ven le emergenze, i ven bisogno di vei personale, sia in termini di funzionari che in termini di volontari. E noi come volontari si di due tipi, settore tecnico-logistico, in pratiche che i caponi fa quasi di tutto. E dopo l'AIB sta parlando incendi boschivi che sono specializzati in tal di studiare i funghi. E questa è un errore. Di altre bande, i ven che ormai è diventato servizi ordinari. Allora, vi voglio dire nome 3 robe, ma mettete memorizzare bene. La protezione civile è il soggetto che garantisce i servizi dal NUE 112, fa bene a dire, lesa il NUE, quando sei arrivato a casa e dite, e mi hanno fatto direttore dal NUE, se mo dal NUE, ma scherzi tu, e se fai tu, NUE total lì. Ecco, bene, questo è un servizio che vale 42 persone in sede turnades, H24,
ma i 42 persone che vi garantiscono tutto il team dall'anno, di dia e di gnot, di fiesta e di divore, di darvi il soccorso in caso di un'emergenza. Chi sta lì un servizio che è di emergenza, ma è ordinario, perché ormai è statuito, tu hai di farlo 12 giorni dall'anno. 1. 2, importantissimo. Quando l'Osmer us dà le previsioni meteo, vedi di pensare che di da hai qualcuno che garantisce a queste centraline di fare il suo lavoro, di fornire i dati e di garantire al previsore dall'Osmer cerca covente perché lui ha così fa il suo mestiere. Chi sta qui lo fa con i nostri tecnici. Sono giovani e giovines di chi che lavorano anche a chi tutte le settimane di dia di notte con cacovente anche per garantire i servizi. I 23.000 sensori intorno alla regione, monitoring di tutte di più. Ecco, chi sta lo fa la protezione civile nel silenzio. Ed è ordinarietà, non è straordinario, allora fa sempre. Attaccata a chiste, a lei una piccola diramazione che è importantissima, che è il radar di Fossalone. Il radar di Fossalone è un strumento micidiale per garantire le previsioni e per dire se evolveranno le perturbazioni. L'anno passato il radar ha beccato una novale che non capiva in che era, perché erano una giornata bellissime. Bene, per fare le analisi, era una novale di polline che era sul Carso. Il radar l'ha ciappata anziché. Ecco, quindi, per dire, anziché i 22 persone che seguissero il radar, che lo coccolino, che vogliono bene, senza che il radar le previsioni non si può fare, anziché in tal silenzio. Ierce robe, la protezione civile ha garantito il suo sistema di ponti radio, le comunicazioni di emergenza in tutta la regione. Ma non come pare, anche per il quarto forestale. Quindi quando vedete là d'intorno che hanno le targute verde con scritto CFR e a drop in lis radius, ecco che radius si la sfornino e dice che sta da urpa che funziona il sistema. 3 persone che fanno il nome che. Ecco che allora la protezione civile eccole qua, una radio, vede chi che è. Anzi il direttore anda una perché non si sa mai se che poi snasse. Ecco. Bene, questi 3 servizi, come tu dicevi, sono 3 servizi che vengono erogati in tal silenzio. Nessuno lo sa, ma lo din di continuo. Assieme a chi hai il core business, come dice in inglese, cioè il nostro DNA, che è il di là d'acqua che ha di bisogno. E noi abbiamo imparato in questi anni che non parte di ciò che tu hai di bisogno. A noi non basta sapere che tu hai di bisogno. E noi veniamo, che sei di Covid, che sei in alluvione, che sei un terremoto, che sei uno scoperchiamento cause una trombe d'aria, qualsiasi roba, noi siamo qui per darci il nostro supporto dai limiti delle nostre possibilità di chi lavora in quelli che veramente sono persone. Io sono di parte, quindi potessi anche dire Cicero Prodomo sua, ma non è proprio così. Oggettivamente sono brave persone. Che bisogna fare il chapeau, tanto di cappello, perché torni a dire tal silenzio a fare opere che sono veramente meritorie. Ieri fevelata anche masse, che mo i villaggi la dottoressa Flet e resti attaccato un impa sentizia che dice la dottoressa perché chi vige un'altre regole che non si smette mai di imparare. E quindi un gruppo di volti al direttore che ha bisogno di imparare, non i funzionari. Allora io sto chiedendo di loro per imparare a crescermi. Maria Teresa, a te le parole.
Eccoci, allora io condivido il mio schermo, la presentazione che farò è in italiano, che così tutta la platea degli insegnanti riesce a fruire agevolmente. E la mia presentazione appunto parte da una panoramica generale di che cos'è la protezione civile e poi faremo un focus proprio sulla protezione civile nelle scuole. Come ha già detto il direttore, la mia presentazione proprio parte dalle persone per farvi capire che proprio questo sistema è imperniato sul valore delle persone che si prestano per voi sostanzialmente. Chi siamo? In direzione generale abbiamo 173 dipendenti, 2 sale operative, abbiamo detto il numero unico per tutte le emergenze, l'112, e il numero verde della protezione civile che immagino è già conosciuto da voi, l'800 500 300. Associazioni, il mondo del volontariato, ne abbiamo 71, qui vedete le varie divise che sottendono alle varie specializzazioni delle associazioni di protezione civile, la Croce Rossa, gli Alpini, i Vigili del Fuoco volontari, la Croce Verde, insomma, secondo le varie specializzazioni. I gruppi comunali di protezione civile presenti in ogni comune della regione, 215 comuni, 215 gruppi comunali, e questo è proprio la peculiarità del Friuli Venezia Giulia. È il nostro tesoro da conservare, la protezione civile vicino al vostro comune. In quanti? 6.418 siamo pignoli, li abbiamo tracciati tutti, tanti volontari dei gruppi comunali di protezione civile. Ecco qua, quindi questa è la squadra. Un po' di storia, abbiamo detto che ripetiamo la storia della protezione civile in Friuli. E questa era la prima pagina del Messaggero Veneto del 6 maggio del 76, che vuole essere ancora un simbolo, non è una voglia di attaccarsi alla tradizione, ma è la voglia proprio di dire siamo partiti da qui, conserviamo ancora la memoria e da qui costruiamo anche il nostro presente. Il volontariato quindi nasce in uno dei momenti più tragici della storia della nostra regione, che è il terremoto del 76. In seguito al quale la voglia di fare, di dare una mano di migliaia di persone ha permesso di mettere in moto quella macchina della solidarietà su cui è fondata la ricostruzione del Friuli. Da lì poi si è generato un sistema strutturato, quindi non un volontariato delle forze sparse, ma un vero e proprio sistema regionale integrato. Costituito appunto da soggetti che sono operativi, come diceva l'ingegner Candotti, in tempo di pace e in emergenza. E la nostra legge istitutiva, la 64 dell'86, è stata proprio presa a modello a livello nazionale nel momento in cui Roma ha scritto la propria legge nazionale di protezione civile nel 1992. Adesso la legge fondativa della protezione, il cosiddetto codice della protezione civile, è del 2018, ed è un codice di riforma, cioè di organizzazione della legge, quella fondamentale del 92, e delle varie leggi, disposizioni che poi si sono assommate alla legge principale. Il nostro vanto è proprio quello di aver fatto da modello, ma non solo modello operativo, modello proprio giuridico, a livello proprio di organizzazione, anche come responsabilità, e capiremo perché più avanti. Quindi la legge istituisce un sistema che è composto da una struttura regionale dedicata alle attività di protezione civile
e al coordinamento di queste attività dall'ente locale comune, che ha il ruolo di primo ente di protezione civile. Perché? Perché è l'ente più vicino, più prossimo ai cittadini, è quello che può immediatamente soddisfare le esigenze ordinarie e straordinarie, come si diceva prima. Ecco diciamo un'immagine che rende questo sistema integrato. 3 componenti principali, Stato, Regioni e Comuni, e in modo concentrico danno risposte al cittadino. Quindi siamo all'interno di un sistema integrato. Ogni ente ha competenze precise e chiare. Sul nostro sito, se volete approfondire, io adesso per me questa presentazione è darvi un'idea generale, tutti gli approfondimenti li trovate anche dal punto di vista insomma normativo e organizzativo sul nostro sito. Qual è la nostra missione? La missione di sistema regionale di protezione civile è appunto coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni che hanno come obiettivo garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione ed evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno, e che per loro natura o estensione devono essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché il tempestivo soccorso. Altre azioni, prevedere, prevenire il verificarsi di tali eventi. Ecco qui quello che interessa a noi oggi: promuovere l'educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile. E questo è proprio l'innesto della legge del codice del 2018, che proprio mette come missione per la protezione civile l'educazione e la conoscenza di una nuova, di una moderna coscienza di protezione civile. È da costruire insieme però, noi e voi che siete con i ragazzi nelle scuole. Il modello è incentrato, dicevamo prima, sul comune, che, lo dice la nostra legge, e con riguardo al territorio di propria competenza, l'ente di base per la protezione civile, e quindi è il sindaco che è la prima autorità di protezione civile nel territorio comunale. Il sindaco e tutti i volontari di protezione civile sono i migliori conoscitori del proprio territorio. E la sede comunale di protezione civile è il centro di riferimento per ogni attività di protezione civile. Se vedete nei vostri comuni ci sarà l'indicazione protezione civile, quindi è da lì che si coordinano tutte le azioni di cui abbiamo parlato prima. Azioni per fronteggiare i rischi, ne abbiamo dei rischi, diciamo che ci manca solo il rischio vulcanico rispetto alle altre regioni, perché anche rischio, tra virgolette, tsunami viene comunque gestito, anche quello. Rischio incendi prevalentemente abbiamo visto, questi sono i rischi da fronteggiare, è una presentazione che diciamo generale, ecco, di portata generale. Rischio incendi, rischio sismico, rischio idrogeo, rischio meteo marino. Questa slide l'ho voluta lasciare per farvi riflettere che negli ultimi anni c'è qualcosa che manca. Come ha detto l'ingegner Candotti prima, chi pensava mai di fronteggiare il rischio da pandemia, un rischio da pandemia? È un rischio di natura sanitaria, ma che cosa porta vicino? Porta vicino il tema dell'assistenza alla popolazione, che è la nostra più importante attività. Tutto ruota attorno all'assistenza alla popolazione in caso di qualsiasi calamità. Ecco. Chi siamo? Tanto per darvi un'idea della complessità della nostra direzione. Siamo direttamente sotto la presidenza della regione. Abbiamo un assessore delegato alla protezione civile, e sotto c'è la struttura tecnica. Vedete tutti i servizi che si gestisce, che la direzione gestisce, quindi principalmente servizio volontariato, nuovi sistemi tecnologici, il servizio giuridico amministrativo, le gestioni commissariali, il servizio di previsione e prevenzione, la sala operativa.
a staff c'è il supporto strategico alle funzioni direzionali, e vedete appunto le varie attività che vengono poi, che seguono questa suddivisione. Il servizio volontariato porta dietro la gestione dei sistemi tecnologici, dopo vedremo il sistema del volontariato e la parte del NUE. Il servizio amministrativo ovviamente deve supportare tutti gli acquisti, tutta la gestione burocratica amministrativa. Il servizio di previsione e prevenzione, diciamo l'attività di riferimento e attività di sala operativa del numero verde, porta dietro appunto tutte le attività di prevenzione, di pronto intervento e di protezione civile, il centro funzionale decentrato che elabora le allerte di protezione civile, dopo le vediamo brevemente, e appunto, dicevamo, sala operativa regionale come strumento. Che cosa facciamo? Eccoci, intervento in emergenze regionali, nazionali e all'estero, perché le emergenze non conoscono confini. E come ci muoviamo? Con la colonna mobile regionale. Dopo vediamo come è composta, i mezzi. Che strumenti abbiamo? Dicevo prima, sala operativa regionale, la cosiddetta SOR, che risponde al numero verde 800 500 300, attiva H24 365 giorni all'anno, si attiva, gestisce, è una sala di gestione delle emergenze, gestisce volontari, ha contatti con gli enti pubblici e soggetti privati, dirama le allerte meteo regionali, è anche la sede di regia per la gestione degli incendi boschivi ed è centro di coordinamento del servizio di piena a seguito di eventi alluvionali. Sala operativa che è il cuore della protezione civile, e questo numero verde non è solo un numero ovviamente interno, perché per gestire i volontari c'è tutta un'organizzazione che implica che i volontari devono essere coordinati attraverso questa sala operativa, ma è anche un numero che è conosciuto dai cittadini per le emergenze di protezione civile. Tipicamente anche per gli incendi boschivi è un numero che la gente conosce. Centro funzionale decentrato, magari questo non è un nome che non è molto conosciuto, centro funzionale decentrato. Da qui vengono elaborati gli allerta di protezione civile. È una funzione che quotidianamente valuta i rischi meteorologici, idrogeologici ed idraulici, emette i bollettini di vigilanza meteo e criticità e dirama gli allerta regionali meteo e idrogeologici. Solitamente le persone confondono anzi le previsioni meteo con le allerte meteo. Avere contezza di una previsione del meteo non vuol dire necessariamente dover allertare le persone. E il centro funzionale decentrato, i colleghi prendono come base di studio, di analisi, come diceva prima l'ingegner Candotti, i prodotti dell'ARPA Osmer, valutano, capiscono, possono prevedere in base a determinati modelli gli effetti al suolo, considerati gli elementi del territorio della nostra regione, e se del caso emettono le allerta. Un'altra attività che ci caratterizza questa rispetto alla stragrande maggioranza delle regioni italiane, è il nucleo di pronto intervento in emergenza, il nostro braccio operativo. Chi sono? Sono dei tecnici che danno una pronta risposta in caso di emergenze, di frane, di smostamenti, di necessità di ripristino di strade, di viabilità, nell'immediatezza del fatto. Appunto si chiamano i cosiddetti lavori di pronto intervento in emergenza.
e attività di supporto in caso di emergenze extraregionali. Ci sono appunto dei colleghi che partono in caso di emergenza, sono andati a supporto nelle varie emergenze, ad esempio sismiche, partono e valutano, fanno delle valutazioni di agibilità, ad esempio delle case terremotate, e quindi fanno interventi di somma urgenza, interventi di ripristino oppure interventi di messa in sicurezza. E qui vi diamo anche un indice, insomma, in percentuale rispetto a queste loro attività. Abbiamo anche le gestioni commissariali, ne avete sentito parlare a seguito di Vaia 2018. Vedete queste due foto, queste due immagini che vedete sono la devastazione nel 2018 dalla tempesta Vaia. Che cosa si fa? Si fa una ricognizione dei danni a seguito di eventi calamitosi e si richiede lo stato di emergenza nazionale. E in caso di decretazione di stato di emergenza nazionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si supporta il commissario delegato per la gestione dell'emergenza, si formano i piani sulla base degli interventi che ci sono da fare, gli interventi tecnici, che poi verranno fatti o da noi direttamente con i nostri tecnici o dai comuni. E dipende dal modello organizzativo che viene scelto. Fanno monitoraggio appunto sull'avanzamento dei piani degli interventi e rendicontano gli interventi stessi. Ecco qua il servizio di cui si occupa l'ingegner Candotti, numero unico di emergenza. Numero unico di emergenza è, l'avrete, spero sia conosciuto, sia ben conosciuto, è un numero, vedete la struttura del sistema di gestione dell'emergenza-urgenza, è un filtro molto importante che permette di smistare al soccorso, ai vari soccorsi, quindi il soccorso sanitario, il soccorso delle forze dell'ordine, il soccorso dei capitaneria di porto, quindi ai vari servizi che rispondono alle vecchie numerazioni di emergenza 112, 113, 115 e 118, fa da filtro e lo fa nel più del 50% dei casi, perché più del 50% delle telefonate che questo numero unico, che questa centrale operativa riceve, sono riferite a telefonate non di emergenza, telefonate per sbaglio, per scherzo, riferite ad allarmi che poi hanno un altro sistema di gestione e che quindi riescono a potenziare il sistema complessivo della risposta all'emergenza, perché appunto lo sgravano e lo agevolano. È un servizio gestito su 3 turni, l'ingegner Candotti ha già detto 365 giorni l'anno, e vedete un po' il carico di chiamate gestite nei vari anni dall'inizio dal 2017 in poi. Abbiamo un sistema integrato di comunicazione molto importante, vedete i nostri ragazzi che riescono a comunicare con noi, non solo con i social. Abbiamo la nostra peculiarità è la creazione di una social media community che lega tutti, vi ricordate, 215 comuni della regione più o meno, hanno i gruppi comunali di riferimento, hanno attivato profili social che interagiscono con noi direzione e tra di loro per una comunicazione efficace e anche autorevole. Che strumenti abbiamo? Questo è un riassunto dei vari strumenti rispetto alle attività che abbiamo raccontato prima. La colonna mobile che parte in caso di emergenza, quindi abbiamo dei mezzi che la Regione ha, dei mezzi speciali particolari per intervenire.
in sinergia con tutti gli altri attori, i mezzi dei comuni, i mezzi dei gruppi comunali, ad esempio fuoristrada, gli autocarri, i mezzi delle squadre specializzate e le attrezzature delle associazioni. Tecnologie, come diceva prima, ho fatto giusto un focus sulla rete radio, sulle principali tecnologie di cui ci avvaliamo. Rete radio, i 32 ponti radio per 5 zone radio in Friuli e Venezia Giulia, radio in dotazione ai gruppi comunali e alle associazioni. Vi faccio un esempio: adesso abbiamo da gestire 2 grandi eventi a maggio, la Dunata degli Alpini e la cronoscalata al Lussari per la tappa del Giro d'Italia. I nostri volontari che fanno assistenza alla polizia locale, assistenza alla popolazione e che intervengono in questi grandi eventi sono dotati di radio per una comunicazione che riesce a creare una bolla che è indipendente dal normale sistema di comunicazione, appunto per gestire al meglio ogni evenienza. Reti di monitoraggio, 312, l'ingegnere Candotti vi ha già citato le 312 stazioni uniformemente presenti sul territorio regionale, sono pluviometri, termometri, anemometri, idometri e nivometri. Radar meteo, radar nostro di Fossalon, che cosa fa? Appunto riesce a coprire 125 km di distanza e riesce anche in via sperimentale, ha una funzione sperimentale per individuare i temporali. Ecco. Che risposte riusciamo a dare? Appunto, riusciamo ad allertare. I codici colori ci ricordano che le allerte sono graduate, nessuna allerta dal verde fino al rosso, allerta gialla, allerta arancia e allerta rossa, e questo significa è bidirezionale questo sistema di allerta per noi, per allertare il sistema di protezione civile che supporta i cittadini, e per voi che sapete riconoscere e sapete mettervi in sicurezza. Altra attività, abbiamo un ufficio Valan che è istituito dall'anno scorso che appunto elabora dati che sono presi da Sauris Pontebba e Chiusaforte. C'è quindi l'emissione di un bollettino valanghe anche per prevenire questo tipo di rischio. Molto importante la prevenzione. Questi sono dei materiali che trovate sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, raggiungibile dal nostro sito, ed è stato volutamente realizzato all'interno di un progetto europeo Interreg Italia-Slovenia, ed è stato volutamente progettato per essere fruito dall'adulto ma anche dai ragazzi. Sono dei brevi video, delle pillole che che comunicano in modo molto semplice e pratico il sistema di allertamento, il sistema di monitoraggio regionale, le buone pratiche di autoprotezione e il rischio incendi. Questo è un qualcosa che potete anche voi utilizzare per le vostre lezioni. Abbiamo detto, faccio una rapido excursus delle varie emergenze che abbiamo avuto, tanto per capire anche l'impegno della struttura e anche dei nostri volontari. IB Sicilia che cosa significa adesso? Significa che andiamo anche in soccorso alle regioni che sono più in necessità nel periodo di attenzione per quanto riguarda gli incendi boschivi. Ecco, quindi è un sistema che aiuta il territorio, ma aiuta anche aiuta il nostro territorio regionale, ma anche extraregionale, se non all'estero. Giornate uomo negli ultimi 100 anni, davvero impressionante il calcolo delle giornate che i nostri volontari dedicano al territorio. Focus scuole. Tiriamo un attimo di questo, interessa a voi. Allora, questa
Diciamo che questa vuole essere una panoramica generale del mondo scuola che si intreccia col mondo giovani, ragazzi e società civile. La scuola non è un mondo chiuso, è un mondo che comunque si apre alla società e alla comunità in cui è inserita. E questo è anche il nostro approccio. L'attività che è nelle scuole fa parte in via continuativa di attività che coinvolgono le comunità comunque. Nell'interazione con le scuole, la Protezione Civile della Regione si pone come obiettivo quello di veicolare valori. Noi ci crediamo ancora. Nel 2023 vogliamo veicolare valori, volti a sensibilizzare i giovani sui temi della protezione civile. Quali sono questi valori? Prevenzione, impegno, dedizione. Le giornate uomo sono queste. Far capire ai ragazzi che ci sono delle persone che hanno cura, cure. Questo è qualcosa che quando ho letto il progetto, il titolo del vostro progetto mi ha subito insomma impressionato, perché ecco, questo è un valore. Avere cura del territorio è un valore. Rendendo partecipi i ragazzi con attività e progetti in collaborazione con la Regione, gli istituti e i volontari. Perché i volontari non stanno a guardare, ma sono parte attiva del progetto che abbiamo con le scuole. Prevenzione. Ecco, questa è forse l'attività principe, anche perché ai ragazzi la prevenzione non è un valore astratto, ma è un valore da veicolare in modo concreto. Certo, si ha riguardo alle varie fasce di età, però si propone la prevenzione, il far fare in via di prevenzione, vedere se si riesce a saper fare qualcosa in caso di. Prevenire significa limitare o eliminare i danni che un possibile rischio può causare a cose e persone, e quindi è fondamentale conoscere il rischio e i danni associati. Ecco, quindi si parte da una alfabetizzazione del rischio e del danno associato al rischio. Un metodo per conoscere i rischi è la sensibilizzazione, un'opera che noi attuiamo attraverso social, iniziative e campagne informative. La prevenzione riguarda ognuno. Sapere come comportarsi durante e dopo un'emergenza è fondamentale per limitare i danni, ma anche prima dell'emergenza, con azioni volte a rendere più sicura la propria abitazione. Noi nelle scuole di ogni ordine e grado pensiamo che il ragazzo debba portare a casa un messaggio, e la prima cosa è guardarsi attorno nella propria abitazione, tornare a casa e dire: ho imparato questo in protezione civile se viene qua, ho imparato questo nella scuola se andiamo noi da voi. Ecco, questo è rendere più sicura la propria abitazione rispetto ai vari rischi. Dà già anche una prospettiva concreta, cioè sapere nel piccolo cosa fare. Conoscere il territorio, quindi didatticamente noi partiamo da questo per tutti. Adesso poi scenderò nel particolare per le varie fasce. Conoscere il territorio. Ogni zona della nostra regione è assoggettata a rischi diversi, perciò è necessario conoscere il proprio territorio e i rischi ad esso inerenti. Un ottimo modo per conoscere il territorio è consultare il piano di emergenza comunale. Anche qui siete insegnanti. Sapete che cos'è un piano di emergenza comunale? O sapete di che cosa contiene un piano di emergenza comunale? Due foto sono indicative: un piano di emergenza fisico che è conservato a schede in ogni sede della protezione civile, in ogni comune, e una possibilità di consultazione online. Vedete piani di emergenza, protezionecivile.fvg.it. Che cos'è? È il piano regionale delle emergenze che li assomma tutti i piani comunali della regione FVG, e questo è un progetto che anche questo è una punta di diamante rispetto alle altre regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo raccolti tutti i piani comunali
dei comuni. Vedete, io ho fatto la spunta al primo, Aiello del Friuli, selezionando trovate il vostro, ma non soltanto il vostro di dove abitate, della località dove abitate, anche dove andate a scuola, anche dove lavorate, dove vivono le vostre figure di riferimento per i vostri ragazzi. Insomma, è importante attivare un percorso di sicurezza che ci porta a conoscere il territorio, i territori delle attività declinati rispetto alle attività che facciamo. Se succede qualcosa mentre sono al lavoro, che area di attesa per i soccorritori raggiungo? Queste sono tutte attività che interessano molto i ragazzi. Io ho provato in una fiera di orientamento al lavoro anni fa, a Pordenone fanno delle fiere, la fiera di orientamento rispetto a cosa farò dopo, e ho provato banalmente con uno stand, mi sono messa lì col computer e i ragazzi venivano e si scopriva appunto: tu dove abiti? Qua, ma sai che se succede qualcosa dove vai? Dove vai ad aspettare i soccorsi? Quella zona lì è una zona sicura, vicino ad un fiume? È una zona... Quindi il ragazzo è molto interessato a questo tipo di approccio. Tua nonna dove abita? Abita in quest'altro comune. Stai l'estate da lei? Sì, e allora devi sapere, devi conoscere anche da lei come comportarsi in caso di emergenza. Ecco, attività nelle scuole. Varie attività, le attività principali riguardano la presenza durante le prove di evacuazione, che ovviamente non gestiamo noi, ma trattandosi di soccorso tecnico urgente vengono organizzate dai vigili del fuoco. Noi cooperiamo nel senso che facciamo attività o prima o dopo e accompagniamo, diamo un servizio più completo. Lezioni sulla preparazione all'emergenza, campi scuola, visite guidate e soprattutto progetti ad hoc. Cioè, siamo anche interpellati dalle scuole stesse, che ci propongono loro un certo tipo di attività perché hanno loro determinati interessi, e si cerca assieme di costruire un progetto formativo. Questo è il piano di attività proposto, ampio e strutturato, per vedere la realizzazione di progetti formativi per diversi livelli scolastici. Allora, questa è una programmazione che si è un po' interrotta nei 2-3 anni del Covid, ma che contiamo di riattivarla. Che cosa significa? Significa che l'ufficio scolastico regionale sa ad inizio anno che cosa la protezione civile è disponibile a fare, ad erogare, a progettare per i vari livelli di scuola. Scuola dell'infanzia, proponiamo un percorso formativo di quanto? 1-2 ore, ovviamente la soglia di attenzione poi si alza rispetto al livello sempre più alto delle varie scuole, dove esclusivamente presso gli istituti scolastici, ovviamente in loco. Sensibilizzazione e formazione dei bambini sui rischi in cui possono incorrere mentre sono a casa, sulla strada e quando sono a scuola, quando giocano, e i comportamenti corretti da adottare. Dopo vi mostro un esempio di attività che lasciamo da far fare o guidati o in autonomia alle insegnanti. Scuola primaria, anche qui incontri di 1-2 ore per argomento presso la scuola. Per le classi quinte possono anche venire in visita da noi, l'abbiamo organizzato ed è anche con successo. Insomma, in quinta abbiamo visto che con un adeguato linguaggio sono soddisfatti, capiscono ed è efficace. Cosa si parla? Si parla il concetto di sicurezza, il concetto di pericolo, le norme ambientali, i rischi della nostra regione, con particolare riguardo al rischio sismico, idrogeo, incendio boschivo, norme comportamentali,
con particolare attenzione alle prove di evacuazione. Diciamo che le prove di evacuazione sono quelle più per i bambini piccoli, è un punto di partenza da cui poi si sviluppa un discorso più approfondito, cosa che magari nei grandi non c'è, anche perché nei grandi, nelle superiori magari c'è più la componente di dispersione durante una prova di evacuazione, ma se guidato dall'insegnante preparato prima, però vediamo che c'è più attenzione nei piccoli sulla prova di evacuazione. Scuola secondaria di primo grado, qui si fa un percorso formativo anche mantenendolo negli anni, iniziando nella prima e andando avanti fino in terza. Anche qui si parte dal concetto di sicurezza, pericolo, norme ambientali, rischi della nostra regione, più o meno un upgrade delle scuole primarie, insomma, più approfondito, e con la chicca della visita da noi alla fine in terza media. Per le superiori qui diciamo che lo si scrive, lo si concorda assieme, come dicevo prima, c'è sia un qualcosa di ordinario durante l'anno scolastico, un percorso di formazione generale sui rischi ambientali, oppure se specialistico, proprio focalizzato sulla sicurezza, già in un'ottica del decreto legislativo 81, e conoscenza dei piani comunali di emergenza, quelli che vi ho illustrato prima. Parallelamente o anche esclusivamente c'è il percorso formativo articolato nei campi scuola. Qui vedete ancora Lignano presso Bellitalia, perché era la nostra proposta fino a quest'anno, cioè un campo scuola per le superiori unico in tutta la regione su più sessioni. Una settimana, quindi residenziale, per 3 turni. Per tutte le scuole comunque incontri con il personale docente. Noi siamo a disposizione appunto per supportare anche la didattica del docente dal punto di vista tecnico, in particolare sulle prove di evacuazione, sulle norme, con possibili raccordi con i vigili del fuoco ovviamente e la parte sanitaria. Ecco qua il focus esercitazione, come vi dicevo prima, di evacuazione. Qui parte anche, lo stimolo può partire anche dal gruppo comunale, del comune, o anche dal sindaco, che proprio il sindaco dice: ma è tanto che non si fa una esercitazione di evacuazione, quindi l'input parte dal sindaco. Lezioni sulla protezione civile, perché no? Abbiamo proposto questo poster che qualcuno ha, questa è un'iniziativa che si potrebbe rinnovare anche con magari grafiche, con qualcosa di un po' più accattivante, percorso di evacuazione in caso di emergenza, e quindi disegna il modo in cui tu gestisci l'evacuazione a scuola tua. Lezioni sulla preparazione all'emergenza con la dimostrazione del piano di evacuazione e la preparazione di uno zaino d'emergenza contenente tutto quello che può servire durante l'emergenza. Questa è un'attività che piace molto. Qui ho messo "se sto pronte, sto preparati". Questa è un'attività che piace, ragazzi, piace sia ai piccoli ma anche ai grandi, e la tariamo anche in maniera diversa. Tu saresti pronto in caso di emergenza, si gioca, insomma, hai 5 minuti per preparare il tuo zaino di emergenza e per uscire da casa tua, c'è un'emergenza. Che cosa metteresti nello zaino? E quindi qui attività variamente guidate, anche come sfida tra gruppi di ragazzi, ed è una cosa che si può portare anche a casa, invitando i ragazzi a chiedere ai propri genitori come faresti lo zainetto di emergenza. Questa è una cosa che davvero mi piace molto. È un'attività che faremo prossimamente. Adesso tornano un po', ci hanno chiesto di organizzare dei momenti a fine anno. Vedo che ritorna per qualche comune la classica festa di chiusura d'anno.
e allora saremo coinvolti in organizzazioni di montaggio tende piuttosto che dimostrazioni di mezzi o di attrezzature o di DPI, ma ci hanno chiesto proprio di proporre questa attività dello zainetto. Iniziamo sul focus elementari, medie e superiori. Io ancora, scusate, scuola secondaria di secondo grado, permettetevi questa maniera semplice, anni 80, di dire elementari, medie e superiori. Cosa abbiamo visto? Ci siamo un po' chiesti, in comune per questi 2 gradi c'è la scelta, o è venuto così, spontaneo, di affidarsi a formatori con i seguenti tratti caratteriali. Profilo giovanile coinvolgente e trascinatore che interviene in caso di visite qui a Palmanova. È un profilo più anziano o comunque di mezza età, rassicurante, con tanta esperienza, che interviene nelle scuole. Questo abbiamo visto che è un fenomeno che si è generato anche spontaneamente, non solo da parte di noi funzionari, che per scelta, se dobbiamo o accogliere i ragazzi qua o andare nelle scuole, ci proponiamo con questi 2 profili. Non so se è un caso, la butto a voi come riflessione, magari se qualcuno, adesso io apro, se qualcuno vuole intervenire, ci dà degli spunti. Lo scopo nostro è di cercare di creare fiducia e autorevolezza rispetto a quanto comunicato, sia rispetto ai valori che alle istituzioni. Quindi gli spunti che vi lascio è: pensate se è una scelta efficace per entrambi i gradi? Comunicare nelle scuole o presso il nostro centro operativo implica un diverso approccio per il solo fatto che cambia il luogo? Se siete d'accordo, magari se qualcuno vuole intervenire ci dà qualche spunto, così non ci addormentiamo, anche se non voglio essere pesante. Allora, io credo che sarà un lavoro importante il disegno di mai poter fare la visita, no, direttamente le vostre sedi e lì ottociare in comune anche la differenza, no? Per sicuro. Io credo anche che fa un'esperienza diretta tal look che sì, che il dut al nas al ben proponuti, insomma, alla cittadinanza e se di un'altra tipologia di esperienze. Ma mi piacerebbe proprio che gli insegnanti che assono chi in questo momento tal corso a poter dare il loro parere, anche perché sono loro gli esperti. Posso dire la mia? Patrizia Patti, tol mezzo. I chiacchieri Furlanti Arniel. Allora, secondo me il profilo giovanile al può essere integrato anche l'anziano, sia in classe come lavoro propedeutico che poi dopo uscire. Cioè non vi ho da questa distinzione così nette. Perché il che mi riguarda, io insegno in fase d'età da preadolescenze, i giovani sono che arrivano di poi a avere un leam con i nestris fantastici, insomma. Questa però è la mia opinione e la mia esperienza. Grazie. Grazie. Intervengo, posso? Io sarei interessata nella scuola a sottolineare la figura del volontario di protezione civile, non solo del dipendente lì della struttura. No, ma io non ne facevo una differenza tra, infatti io ho detto, non è, questa è un qualcosa di generale, sia noi che soprattutto i volontari. Sì, ecco, sì. perché vorrei farli ragionare sul valore del dono, di fare qualcosa di gratuito per gli altri, perché magari un domani si avvicinino e... Sì. Ecco. Allora, guardi, assolutamente, il 18 comunque ci saranno anche volontari, cioè così vedete un po' anche
E sarebbe possibile, secondo lei? Io stavo pensando il prossimo anno di chiedere qui nel mio comune, che è Pozzuolo, di cui conosco comunque il responsabile, Sì. di organizzare qualcosa di pratico assieme, cioè che sperimentino cosa vuol dire fare qualcosa per il territorio. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, sì. Che fascia? Medie. Le medie? Sì, una terza, ecco. Sì, sì, pensavo. la terza, certo, facciamo, sì, sì. Ci Perfetto. scriva, noi ci organizziamo e insieme col gruppo comunale organizziamo, certo. Ottimo, grazie. Ecco, sulle medie recentemente ci hanno chiesto sul montaggio tende, proprio perché i ragazzi non sanno che in emergenza, non andando più in campeggio, come regola, come di estate si va in campeggio anche con la parrocchia, eccetera, non è più quel mondo lì, o non è più così tanto quel mondo lì, non si figurano che in emergenza c'è bisogno di attrezzare una tendopoli. E quindi per loro la tenda è davvero una scoperta. Ecco, questo è l'attività, pensare, ragazzi, per gli adolescenti la notte in tenda è sempre un qualcosa di abbastanza magico, no? Però che è giusto che abbiano anche questo tipo di emozioni, magari anche un po' slegate da tutti questi concetti di prevenzione, eccetera, che per loro è un altro luogo, ma cercare di veicolare questo concetto di altro luogo in un'emergenza, in una necessità, scarsezza, puoi portare poche cose in tenda, non puoi portare tutto, che cosa puoi fare in tenda, come ti muovi, dove devi per le altre necessità, come c'è, è molto pratico, ecco, da questo punto di vista. Non è solo come si monta la tenda, perché tu nella tenda come stai? Devi starci una settimana intanto che si risolve la situazione. Prova a pensare ai tuoi amici, non li hai vicino, c'è tanto da... anche in modo delicato, perché ci sono magari anche, potrebbero scatenarsi, abbiamo visto insomma anche delle emotività, però è bello anche quello, insomma. Ecco, un'altra nelle superiori, se posso andare avanti se non ce n'è altri spunti, che attività proponiamo? In generale, e quindi indipendentemente dagli indirizzi, sessioni teoriche e sessioni pratiche. Le sessioni teoriche facciamo una breve presentazione della protezione civile, ruoli, funzioni, operatività, perché anche essere coscienti del sistema paese, come siamo alle superiori, hanno una sensibilità una cultura anche da costruirsi, di senso civico, in senso lato, ecco, di civiltà si diceva una volta, da costruirsi. Quindi è giusto che si dia conto di come il Paese prende il Paese, inteso come Stato, prende in carico la questione gestione emergenze e gestione attività di protezione civile. Le sessioni pratiche, io vi ho messo le due che piacciono di più, non quelle proposte. Il mio approccio è quello che si richiede di più: lavoro di gruppo su progettazione su carta di un campo di accoglienza e il montaggio tende. E poi ai ragazzi che hanno fatto la formazione in anni precedenti viene proposta una lezione di approfondimento su un tema specifico, ad esempio sui piani comunali, e la partecipazione a una esercitazione finale, un momento di conoscenza diretta con i volontari e con i gruppi comunali. Per gli istituti tecnici, io qui ho messo un esempio di un istituto professionale di indirizzo tecnico-meccanico, progetti tecnicamente più coinvolgenti. Una prima parte svolta da noi funzionari, protezione civile in generale, attività di previsione meteo, piani comunali di emergenza, una seconda parte che è svolta dal
gruppo comunale del territorio, il volontariato, i principali rischi, i comportamenti in sicurezza, e una terza parte, perché più tecnica, sul lavoro di gruppo, anche qui la progettazione di una tendopoli di accoglienza. Anche qui licei ed istituti tecnici, è giusto differenziare la proposta? Chiedo a voi, lancio a voi, non so quante di voi sono insegnanti delle scuole superiori, se oggi siete prevalentemente del gradi più inferiori. Ma un par di insegnanti di scuolis superiori varessin di velis. Non sai se sono VK, però ecco, i VIN sicuramente qualche insegnante di scuole superiori sa le presin, magari sa da il suo parere. No. Allora, questo è un altro tema importante e coinvolge tutti, soprattutto, dico io, i piccoli. Percorso 2023 per formare i formatori nelle scuole. Ci stiamo appunto ponendo questo problema. Bisogna attrezzarsi sempre di più, bisogna, rispetto a noi funzionari di protezione civile e i volontari dei gruppi comunali o delle associazioni che fanno attività e nelle scuole e in attività collaterali che comunque coinvolgono i giovani. Bisogna essere formati. Non siamo insegnanti, non siamo educatori, ma siamo comunque formatori. Comunicatori è un livello un po' più basso. Io dico sempre siamo formatori, perché proponiamo comunque una formazione di base, una formazione per il cittadino di domani, al ragazzo. E quindi che cosa abbiamo pensato di fare? Di attrezzarci. E quali potrebbero essere le competenze che servono? Magari sono competenze, la chiedo a voi, per aprire un po' di discussione tra di noi, sono competenze che anche voi cercate, che anche voi ricevete, magari in modo più strutturato, ovviamente, perché siete insegnanti. Che cosa andremo a costruire nell'ambito di un corso che è aperto sia ai volontari ma anche ai funzionari che sono formatori nelle scuole? Strategie, metodi e strumenti comunicativi e relazionali efficaci, gestione del conflitto e mediazione relazionale, linguaggi per veicolare i rischi di protezione civile, nuovi linguaggi, nuovi metodi per veicolare questi valori del volontariato di protezione civile. È ancora il caso di chiamarli valori? È il caso di insistere sui valori, che non siano scatole vuote? Strumenti per l'autovalutazione degli interventi, il debriefing. Questa è un'attività che magari noi lo facciamo perché per deformazione professionale o per missione. Lo fate anche voi? Vi autovalutate? Fate una sorta di debriefing dopo un percorso formativo, vi chiedete cosa è andato, cosa non è andato, cosa c'è da migliorare? E strumenti di multimedialità per la didattica, perché ormai la carta, che appila la carta, che appila il volantino, che appila il poster, l'attività di disegno, cosa e fin dove si abbassa l'asticella, fin dove arriva il cartaceo, l'asilo, fin dove si può proporre? Fin dove c'è un rischio di proporre il digitale, il multimediale a ogni costo? Questa è un po' la sfida, no? Io la vedo lì. Non li si vuole prendere, ingolosirli, bisogna insomma educare anche con serietà, e quindi tante volte lo strumento viene preso per premio, per giocattolo. Qual è il giusto utilizzo, il giusto limite? Un'altra cosa che vorremmo fare è anche formare un ruolo di testimonial, quindi non necessariamente operante nelle scuole, ma attivo nelle varie occasioni di vita sociale a livello comunale, ovvero grandi eventi regionali, per non disperdere il vasto bagaglio culturale dei nostri volontari. Un volontario che abbia esperienza pluriennale nelle emergenze, conoscenza storica dei sistemi e che si vuole tramandare ai giovani. Questo sì, cioè strutturare, dare degli strumenti per veicolare
quello che una volta i nostri genitori, i nostri nonni raccontavano. Ecco, questo anche vorremmo fare. Quindi a voi lancio questo spunto. Che caratteristiche deve avere il formatore di protezione civile per le scuole? Più insegnante, più comunicatore? Cosa vi serve sostanzialmente? Ma ora un più il glaccio più tutto che ovvio che sono timidutis, secondo me forse tu ne via di mieci, no? In tal senso che se è una figura in masse che va da ur di un insegnante, il frutto le vive come un'imposizione alla fin, no? Come se fosse la replica di una lezione di scuola, che dunque non interessa che il giuntato che al come interessa un tema dal genere. E allora sì, va bene che sei di comunicatore, claro, con i contenuti, ma la deve che il quit in cui che un insegnante, no, pardaus dal manco la altri, se manchiare altri, anzi, ti facesse un lavoro fondamentale, ma che proprio te, no, e pare di una figura differente, ha di proprio te la maniera di fare, no, dall'insegnante, forse. Dopo anche questo, definì c'è maniera di fare che ha un insegnante, io credo che chi indovina no, disabot, ma indovina 30 iscritti, ogni d'un di loro ha un carattere, una maniera di rapportarsi con gli allievi dal tutto differente e le chiesto il biel e il valore giuntato. Ma Ducas sì, avresti essi una roba miegis. Dopo come io i fevelate, come gli isticciati, se come vi dico, c'è che mi Berlin da urno, mo. Buonasera, mi sentiso? Sì. Stefania, anch'io sono d'accordo sul fatto che il formatore al baby tutti dos queste caratteristiche sa chi. Io lavoro alle scuole primarie e io dico sempre, tanti volte li passi in cui le lezioni dagli esperti, quindi di persone che i frutti noi conosciamo, però attribuisci un ruolo a queste persone che le lezioni da insegnanti. Per ciò che riguarda gli strumenti, io suggerisco di afflancare il multimediale al cartaceo, per ciò che le robe che plan planin, specialmente a livello di scuole dall'infanzia e scuole primarie, si sta perdendo, no? E si talmente oberati di tanti roibi che si mette di bande che, no? Un argomento che inserisserei in tal vostro elenco è anche le conoscenze dal territorio, dal Friuli, no? Sì, sì, beh, che sì. Pensi che fosse la metodologia, ok, sì, sì. Va bene, grazie. Grazie. Io vorrei fare riferimento all'esperienza che ho avuto prima del Covid. Ho chiamato per un intervento solo, forse lo conoscete, Mauro Duca, che è ecco. Certo. Ecco, e lui ha esperienza Una forza, sì. di grande comunicazione e aveva preparato dei prodotti multimediali, però adesso che in tutte le classi abbiamo le LIM, i ragazzi sono abituati a quel linguaggio, anzi, ecco, hanno bisogno di cose veloci ed efficaci. Però la cosa più interessante è stata non tanto le slide che ha preparato, i filmatini con le musiche, che lui è bravo a fare questo, però i racconti, cioè anche le storie, le esperienze vissute, i ricordi, queste cose hanno presa. Tanto è vero che poi quando hanno fatto una relazione su questo, metà classe anche più scrivevano: farò il volontario, entrerò quando ho 16 anni, andrò anch'io. Ecco, questa cosa trascina molto, le esperienze, quindi ci vuole sì questo, ma anche quello. Meno male, meno male. E poi provare, io pensavo appunto di cercare con lui qualcosa da fare, cioè prova quanto stai bene quando fai qualcosa di bello per il tuo paese, per la tua comunità, senza aspettarti niente in cambio, ecco, fargli provare proprio. Ecco, poi vedremo come.
Se posso intervenire, nella nostra scuola era entrata, io faccio secondaria di primo grado, a Montereale era entrato un gruppo della protezione civile, perché comunque lì c'è un volontariato molto forte, è una realtà, la Valcellina, molto forte. Però a causa del Covid e dalle emergenze è stato, diciamo, sospeso queste attività ed era previsto per le classi terze. Quindi Terza credo media? che, sì, terza media, credo che sia interessante anche in occasione di questi percorsi interdisciplinari agli esami, come li chiamano ogni anno, cambiano, ma più o meno la sostanza. Ah Credo che sì, potrebbe essere anche interessante è che magari un vero. ragazzo lo porti anche È come vero, guardi, percorso questo è uno d'esame. spunto, la tesina, dice lei, come Sì, si chiama? diciamo Ah, sì, tesina tra virgolette, sì, perché certo. ogni anno cambia ministro, ogni anno cambiano più o meno le modalità, ma diciamo che io quest'anno non ho esami, ma sì, stranamente, ma seguo i colleghi. Quindi anche questo potrebbe essere incentrato sul volontariato, anche perché la nostra scuola fa molto sul volontariato, cioè ruota molto. Anche E perché ci si sono... presta alla trasversalità Sì, sì. questa materia, eh? Quindi poteva essere questo, e poi magari anche abbinarlo sulla sicurezza, giusto per dare delle proposte, Sì, cioè di protezione civile e sì, sicurezza. sì, abbiamo. Mhm. Abbiamo anche Anche il cosiddetto questo percorso sicurezza, ce l'abbiamo Anche come da questo, cioè, proporre. perché anche queste prove di evacuazione, magari noi le facevamo un tempo pre-Covid, una mattinata anche con la... Però come ha detto appunto il dirigente, il problema è che siete stati sommersi da una serie di calamità e quindi o ci sono gli uomini per le calamità o ci sono, sì, Certo, o certo, per però fare promozione. certo. E magari perché no? Io sono anche figlia di vigili del fuoco, mio padre è un vigile del fuoco, lui dice rimane a vita, magari anche appunto incentivare di più diciamo, la Collaborazione. chiamata dove ci sono queste realtà di scuola in cui c'è un comando di vigili del fuoco, magari anche invitarli di più. Nell'Oltralpe lo si fa tranquillamente, cioè i Sì, vigili del fuoco entrano sempre nelle scuole, è una cosa molto, molto normale, ecco, sì, la sì. visita. Anche questo, sì, giusto per dare dei No, è vero, è suggerimenti, vero. Mhm. perché siete stati veramente molto, molto chiari, veramente. Anzi, credo che molte colleghe avranno anche il piacere di avere le slide, credo, perché è molto interessante se magari Sì, è così certo, gentile certo. da condividerselo, ecco, perché è molto interessante questo aspetto. Io credo per la quinta primaria sì, e anche per le medie sia interessante. Mi permetto, per le superiori, credo che si possa dare un taglio diverso tra l'istituto tecnico e il liceo, proprio perché hanno due vocazioni diverse. Quindi l'istituto tecnico più, diciamo, magari sul professionale ancora meglio, legarlo più, concretizzarlo, se loro sono magari un po' più pratici, più concreti, magari una formazione liceale vista sì, con il Infatti valore noi in un modo diverso. Ecco, mi permetto di questo no, ma suggerimento. certo, certo, infatti noi è quello che facciamo. La mia riflessione era, non volevo però, perché è anche più facile proporre accattivanti attività pratiche per i ragazzi, è più facile, è più immediato, è più, hai un riscontro, però magari perdendo anche la fetta anche perché adesso nelle scuole non c'è più questa suddivisione proprio nettissima tra i licei e cioè tra le competenze un po' più classiche generali e di più ampio Sì. respiro. E c'è un po' un mix adesso con tutti questi indirizzi, quindi anche queste suddivisioni mi chiedevo se ha senso mantenerle, anche perché secondo me io sono mamma di un ragazzo che va al liceo, c'è anche la necessità di sensibilizzare
indirizzare i ragazzi che fanno magari i licei verso gli aspetti pratici o comunque organizzativi anche, ecco, e non lasciarli in balia, insomma, di concetti astratti e solo perché studiano, hanno questo metodo più generale, insistere su quello. Ecco, era una mia domanda, ecco. Grazie. Ecco quello che non vorremmo, non sono certo questi i nostri risultati attesi, insomma, la protezione civile sono io, la protezione civile sono io, cioè non inculcare concetti, insomma, perché si deve far passare certi, così, anche in modo, sì, anche in modo proprio, bisogna veicolare questi tipi di concetti, concordiamoli, no? Anche deve essere un po' un frutto di un lavoro comune, ma anche la frase io ogni turno stabasi là e basta l'intenzione, cioè andiamo nella scuola e veicoliamo qualsiasi tipo di tanto siamo la protezione civile, si capisce comunque che cosa facciamo, no. Perché se ci siamo accorti che i ragazzi non hanno il senso della tenda, se ci siamo accorti che i ragazzi perdono via via una certa manualità che serve anche per dare delle risposte immediate alla loro comunità, cioè bisogna anche saper fare. E quindi questo come si supera? Con una collaborazione con la famiglia, ad esempio, far capire anche alla famiglia il senso di avere certe competenze, oltre che una certa sensibilità. E allora anche qui le competenze come si possono costruire? Non è facile, non è banale, è vero. Sono ragazzi che tante volte non sanno neanche aggiustarsi la bicicletta, anzi. E quindi come riesci fai tu per loro, costruisci tu per loro e dimostri solo, far fare, l'insegnamento passa attraverso proprio, costruisci tu, fai tu in prima persona, ma tante volte siamo ancora indietro nel dover veicolare altre competenze e anche questo è tema di questi tempi. Su questo non so se ci sono delle riflessioni da fare. No, forse è un tema che magari attiene più alle famiglie, ecco, probabilmente, però è un tema che comunque noi affrontiamo nel dover organizzare questo tipo di attività. Campi scuola sono, perché proponiamo campi scuola? Per far riflettere sull'importanza di partecipare alla vita di comunità, renderli pronti ad affrontare situazioni di pericolo ed incentivare l'interesse per il volontariato in tutte le sue sfumature. Noi non spingiamo solo al volontariato nei gruppi comunali di protezione civile, facciamo vedere anche le associazioni di protezione civile, perché non è volontariato non di protezione, è volontariato specializzato in associazioni. Quindi questo è il senso delle attività nei campi scuola. Campi scuola dalla tradizione alla sperimentazione. Qua ci mettiamo in gioco noi come direzione. Dal 2006 al 2019 la protezione civile ha organizzato i campi scuola riservati alle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Come vi dicevo, nella struttura residenziale di Lignano Sabadoro dell'Italia, che era l'unica struttura ricettiva in regione ad avere degli spazi idonei, aule, spazi per lo svolgimento di attività formativa sia teorica che pratica. Il campo scuola era diviso in 3 sessioni ad inizio primavera. Ad ogni sessione parteciparono circa 70 ragazzi, 7, 14 e 21, 210 ragazzi
partecipanti ogni anno in regione. Questi erano i numeri. Ragazzi formati sono stati 1743, non abbiamo paura di dimostrarvi, paura tra virgolette, di dimostrarvi le nostre statistiche. 213 di questi 1743 ragazzi sono diventati volontari e 124 risultano ancora iscritti. Dal nostro punto di vista è efficace? È efficace, perché una cosa è veicolare cultura di protezione civile, e una cosa anche è farli diventare volontari, no? Dargli proprio uno scopo anche, dare una direzione a questa formazione. In più, post-Covid-19, ripensiamo ai campi scuola, perché? Perché abbiamo visto che c'è più bisogno di, almeno in questa fase, di creare aggregazioni a livello locale, e magari la grande struttura, la grande partecipazione di ragazzi che si vedono vivere una settimana assieme in una unica struttura regionale, provenienti da più paesi, da più comuni diversi, magari poteva creare inizialmente delle criticità, o comunque non essere così efficace. Ecco, questo abbiamo pensato. E quindi un unico campo scuola regionale centralizzato ancora efficace, questo ci abbiamo chiesto. Stiamo sperimentando. Da quest'anno intendiamo promuovere iniziative di campi scuola locale, non necessariamente residenziali e non solo strutturati in una settimana. Locali in quanto vicino al territorio dove i ragazzi o studiano o abitano. Obiettivi: come vi dicevo prima, favorire l'avvicinamento al gruppo comunale del proprio comune di residenza o plesso scolastico come opportunità di volontariato, agevolare la conoscenza del territorio e coinvolgere tutta la realtà del territorio all'attività di protezione civile. Il campo scuola non è più solo un'iniziativa del gruppo comunale, ma di tutto il comune. Qui vi ho elencato a destra il pacchetto che offre la protezione civile rispetto all'organizzazione di questi campi scuola o comunque iniziative, anche se non sono campi scuola residenziali, iniziative che possono coinvolgere anche i ragazzini delle medie o anche dopo scuola delle elementari, ecco, cioè formule diverse non necessariamente legate al fatto di stare una settimana assieme, e quindi perché? Perché si parte appunto dal diteci voi del territorio, cosa è meglio per i vostri ragazzi, perché quindi andremo nel 2023 adesso a finanziare iniziative delle più varie, dalle elementari, medie e superiori. Ecco, questo è quello che faremo con i campi scuola. Per trovare le informazioni in merito a queste iniziative che andrete a finanziare, dove andiamo? Sul vostro sito? Allora, verranno finanziate, diciamo che saranno finanziate in quanto già sono organizzate, quindi diciamo così per l'estate sono in via di organizzazione o comunque già più o meno organizzate, e quindi partite dal comune, dal gruppo comunale, dal vostro territorio, capite se ci sono queste attività in essere e poi, perché la nostra struttura in questo caso non li organizza più, non facciamo come prima che organizziamo noi, imponiamo noi un campo scuola per tutti i ragazzi della regione. Le iniziative partono dal basso e noi li supportiamo. Ecco, questa è la filosofia. Quindi informatevi presso i vostri comuni, i vostri gruppi comunali, i riferimenti insomma dei coordinatori di protezione civile, gli uffici tecnici dei comuni che sanno, perché anche loro supportano, quindi questa è un'iniziativa dal basso. Altre iniziative, attività per le scuole, visite guidate, vengono qua i ragazzi, quindi vengono qua alla scoperta della centrale operativa, del NUE e della protezione civile in generale. Altre iniziative, progetti e campagne informative. Qui vediamo una
un'iniziativa che si è appena conclusa, la scoperta della protezione civile, più enti messi assieme che fanno vedere ai ragazzi e fanno fare ai ragazzi attività di protezione civile. E qui abbiamo un'interessante campagna che dovrebbe essere arrivata ai vostri presidi attraverso l'ufficio scolastico regionale, e sul nostro sito c'è tutto. Campagna Ricordo e Prevengo 6 maggio 76, e con poi successive attività in settembre per le altre scosse che si sono, e questo in ricordo del terremoto. Proponiamo delle attività per i ragazzi nelle scuole, un'attività che parte da fate il post sui social per riflettere appunto sia in un momento di ricordo, di approfondimento del terremoto successo, ma anche in via di prevenzione. Quindi abbiamo caricato sul nostro sito tutta una serie, adesso vi accedo e vi faccio vedere direttamente. No, la Gazzetta Ufficiale, il nostro sito. Eccolo qua, progetto Che Cure Siete Voi, campagna social, ricordo e prevento. Lo vedete bene? No, vediamo il suo desktop. Esatto, deve ricondividere. Questo è giusto. Quindi campagna social, torno indietro, nostro sito istituzionale, la protezione civile, www.protezionecivile.fvg.it, notizie, sotto Che Cure che siamo oggi, campagna social, ricordo e prevengo, poi rilanciato anche sul sito della regione, e una campagna social, ricordo, il social è il pretesto, diciamo, potete utilizzare questi materiali anche per fare didattica, insomma, dedicata al tema del terremoto in Friuli. Per far questo si raccomanda di postare testi, foto sugli account social personali degli istituti scolastici, vi diamo degli hashtag per comunicare, e foto del terremoto, altri contenuti social, insomma abbiamo caricato insomma un po' di materiale. Ecco qui anche il percorso di evacuazione in caso di emergenza, vediamo se carica. Quello che dicevo prima, questo può essere utilizzato, no? Anche per i piccoli. Questa è la locandina del progetto, educare i giovani alla prevenzione per proteggere le nostre comunità. Qui sono anche scheda informativa per gli insegnanti, vi diamo degli input, no? Replicheremo a settembre, il 15 settembre, con altre iniziative. Video, foto, insomma, questo è... Altre campagne periodiche, 112 Day, che è l'11/02, cioè 11 febbraio, visite guidate alla centrale unica di risposta, fasce orarie mattutine dedicate alle scuole. Questo ogni anno viene fatto, viene riservato alla mattina, le fasce orarie, per la durata è massimo un'ora, si fa un percorso nel nostro centro operativo di Palmanova, si fanno conoscere, si fa un'introduzione generale nella grande sala ottagonale, che è sempre bello da capire dove vengono gestite le emergenze, poi si passa alle varie sale operative, si conoscono gli uomini che lavorano e che gestiscono, quindi questo è anche molto interessante anche per i ragazzi delle medie, anche l'ultima, anche la quinta elementare, insomma, ha fatto questo tipo di attività. Campagne periodiche, settimana della protezione civile, normalmente è ad ottobre, anche qui ci sono delle attività con le scuole, ogni anno inventiamo qualcosa, potete seguirci e vediamo cosa faremo questo ottobre. Queste iniziative invece Io non rischio scuola sono iniziative che sono guidate da Roma, dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e quindi questi invece sono dei progetti
che sono seguiti appunto dal Dipartimento, che ci fornisce un kit composto da poster, schede laboratorio, di pieghevoli, per far conoscere attraverso lo strumento del gioco le tematiche dei rischi e dei comportamenti da tenere nelle emergenze. L'iniziativa può essere svolta affiancando i docenti nell'ambito dell'educazione fisica, e qui sono dei progetti che appunto o arrivano dalle insegnanti che si autoconoscono il progetto e che si candidano, oppure noi che cerchiamo attraverso magari il territorio, quindi gruppi comunali che riescono a supportarvi nell'iniziativa, aderire a questo progetto. Quindi questo è Io non rischio scuola, questi sono degli esempi di attività. Ecco, questo è un programma di formazione dei comunicatori Io non rischio, 2 giornate formiamo, perché ecco, queste sono attività davvero molto strutturate, perché Roma ci dà dei paletti e forma i formatori, noi funzionari, e anche chi va nelle scuole, poi i volontari di protezione civile. 2 giornate. Vedete, proprio molto psicopedagogia, elementi, relazione con il gruppo classe, finalità, utilizzo del materiale, cioè sono attività molto strutturate e molto guidate. Anche qui sul nostro sito c'è l'indicazione dei vari bandi, il percorso insomma per aderire a questi progetti. Progetto invece Anch'io sono alla protezione civile, sempre da Roma, quando vedete il blu è Roma, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, che propone campi estivi, work in progress. Oggi noi abbiamo 5 associazioni che li stiamo seguendo per il percorso, perché anche qui è un percorso molto strutturato per fornire campi scuola ai ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Ecco. Io avrei finito, anche perché insomma la durata è stata davvero, abbiamo completato davvero tutto questo tempo. Spero di non essere stata né troppo generica e né troppo pedante magari, ecco. Anzi, io direi che nos ha fatto svenire su tante curiosità, a manco fa belli per me, ma credo che sia condivisibile anche di bande dalle docenze, nel senso che tanti robe io non li sapevo, anche banalmente il fatto che passe 40 associazioni a fare in parte di protezione civile, che gli alpini si inchiappati dentro, educati, no? Sono tanti, ad esempio, ai FRUS che ci Sancia, non sai, le guardie ambientali a cavallo, è un'associazione, i pompieri volontari è un'altra associazione, sono tanti robe di scuviarsi. Che è interessante anche questa, lei già no, fa una panoramica su queste associazioni, vuol dire a lei anche che le rendi coscienza, dice che non sta a tor, che magari tante di queste neanche non li conosciamo o non sappiamo che funzionano bene. Dopo una provocazione che ho fatto, ma anzi tu un invito, nel senso che si è rivelata dai campi scuola, poi fantastico, anche io venire a fare un campo scuola per granchie, no? Non sai se anche i docenti condividi, in tal senso che educassi, sì, ho credo che sarebbero un'esperienza formative di poter vergi anche a un pubblico di granchi, perché di no, no? E è interessante anche sapere c'è mood che vengono inviati, no? Nel senso che dite che sono 5 associazioni che hanno dato disponibilità, lì se sono sempre protezione civile bandi, locale. non metti l'avviso sempre sul nostro sito e domandina di fare un progetto, insomma, un bando, di mettersi d'accordo con il gruppo comunale, perché bisogna accettare il gruppo comunale oppure l'associazione che ti passa da tramite per fare che ti aiuta, che ti organizza, dopo no, a supervisionare il progetto, ecco. Perché insomma sono di fare un documento in plan per sicurezze dai locali o normalmente no, 10-16 anni, insomma sono prescrizioni, insomma no indifferenti.
No, no, dit is un lavoro interessante e dopo dal momento che non smanchiaressin che i 20 minuti per sera, io così volevo tammesare il pubblico che vin a disposizione, se non si rabin. Il tal senso che ho veduto distanti dalle proposte mi sono disventeata, se avevi mi sono disventeata che dicevi al cartaceo, no? Che è per i fruits dalla scueluta, giusto? Sì, i primi passi in sicurezza, come che dicevi prima. Ecco, vi dico un momento, sì. Ecco, sì, perché se si intanti che vi interessa, primi passi in sicurezza, nome scuola, allora praticamente i nostri volontari di protezione civile arrivi con un album, sares, un album di pittura, nome dal frutto, scuola, ecco, chi è, questa non si vede, sotto le scritte riproduci, insomma, al simbolo da protezione civile per capire i colors e il simbolo da regione, quindi per far capire che vi ho detto che la protezione civile è dal territorio, insomma, le rappresenta al Friuli, no? Il simbolo del Friuli. E quali sono i pericoli? Ma forse le mie... aspetta un attimo, che fase così. Ecco, i pericoli, colora il mio, no? Così, ecco, si capisce mio, così. I pericoli, colora le tessere, ritagliarle, prepara un memory con gli amici, cioè quelli sono i pericoli di associare, quindi chi è proprio insomma, pericoli facilmente riconoscibili, no? Per ogni simbolo disegna un oggetto che ritieni pericoloso. Allora l'è il fug, allora l'è l'am, questo è il curtis e chi l'è non fare sé, che viene fuori la fantasia. Sì. Andai qualche disegno che mi hanno portato da scuolis. Colora in Italia i mezzi di soccorso, poi incollali sulla prossima pagina. Ecco, il 115, il 119 e la protezione civile. Ecco, per di qui che ti aiuta. I miei, insomma, il spesso si lancia tanta pirasi, no? Del miei. Incolla i mezzi di soccorso vicino alle situazioni di pericolo, ecco chi le associato. Tu asfaltai che non va, non sai, ingerito la candeggina, quisa che ti venga a aiutare. Chi è il FUC, quisa che ti venga a aiutare. Colora l'Italia ricompone la figura del volontario e lì qualche, insomma, alle lì e loro vanno proprio a viodi a dettagliare bene, insomma. L'Italia incolla sulla prossima pagina, spegni il grosso incendio nel bosco, che l'AIB, Benna Bandi, il volontario AIB, l'arancione, lì si insegna anche il fatto che i colori sono passa questa per riconoscere le specialità, senza, no? Qualsiasi tu in blu, di solito i nostri volontari sono tecnico-logistici, cioè che i generici che poi infadut e si presenti con una divisa blu e gialla, no? Normale, gialla, scusate, parlo italiano per tutti, gialla e blu tecnico-logistico. E chi sono i volontari in arancione? Sono i volontari che si occupano dell'antincendio boschivo. In regione la competenza sullo spegnimento degli incendi boschivi è proprio della regione, no? Del corpo forestale e in ausilio i volontari di protezione civile in funzione antincendio boschivo. Quindi questo è. E anche far capire con cosa operano, il viatifiamma, ecco. Vestiario AIB, antincendio boschivo. Trova le 15 differenze dei DP. Sul fuoco si va vestiti in una certa maniera, protetti in una certa maniera. Che cos'è il dispositivo di protezione individuale, no? Insegnare, questo è anche la sicurezza. Non vai così come sei vestito.
ad operare sul fuoco. Unità cinofila cerca le persone, questa è un'altra attività che piace tanto ai bambini. Noi qui vicino, siamo a Palmanova, qui vicino abbiamo il cosiddetto campo macerie, che per certe caratteristiche è anche in Italia, insomma, è organizzato a livelli eccellenti, campo macerie per la ricerca delle persone. Tante volte portiamo i bambini a far vedere questa attività con i cani, no? La ricerca delle persone sotto le macerie. Questo sostanzialmente è quello che proponiamo, la cosa più semplice, più base per i bambini anche dell'asilo. Ecco, io avrei finito. Magari se interessa abbiamo anche altro materiale, adesso non voglio dilungarmi, questo è un esempio, insomma, ma materiale per le scuole ne abbiamo, ecco. Bene, anche chi, no, con qualche gioco, qualche maniera più attrattive, ma da sicuro avreste dopo, c'è la figura del volontariato, dunque da sicuro un lavoro interessante anche queste proposte qui. Vi udite se i nostri docenti hanno qualche domanda? Che se no da poi così fa una prova a loro. Ma io gli scollegami come, però avevi una richiesta e un'idea. Sì. Intanto sono bellissimi materiali e di proposte, però sarebbe interessante che le arrivassi anche agli istituti, perché sinceramente se non si va sul sito è un po' difficile. Allora, sì, allora come le cambiata al funzionari di riferimento all'ufficio scolastico regionale e vi scommensato una collaborazione, quindi come vi di mettervi in certi robi, sì, perché conti innanzi di persone, ecco, tanti volte, perché li PEC mandati conta proprio l'approccio diretto come che si offre in carica questa persona di riferimento, vari appunto di essere un riferimento a Guatis, ecco. Ok, l'idea, visto che comunque lavorai tanto in trasqueli, saresti anche Biel, bandì un concorso rivolto agli scuoli di ogni ordine e grado, e il premio potreste anche essi una giornata a Palmegnove, cui in visita alle sede, e una giornata in cui i volontari sono alle protezioni civili. Una roba, sì, un premio per una qualche attività, una roba che mi era venuta fuori anni fa era fa il calendario, no? Ogni anno facciamo il calendario con le fotografie dai nostri volontari, le attività, eccetera. Potrebbe essere fatta magari una roba del genere, un'attività o il cui disegni dai frus, o con, che disegna il calendario che poi va e tu vedi i tuoi disegni, no? Quando vieni in visita, sarebbe bello, potrebbe essere bello. Ecco, magari pensare a un'attività per il concorso, no? Se tipo di attività, se concorso. Potresti essere anche le mascotte sul plan didattico. Potresti anche creare una mascotte. Mascotte da protezione civile, sì, vera? Sì. Mascotte. Al di là dei simboli, degli elementi che già usate, no? Dei personaggi che già usate, sì. Però le mascotte vengono fuori un eroe interessante. Sì, cioè praticamente di idea la mascotte, qual è? La guida. La guida? Sì. Chi vi fa scoprire il mondo della protezione civile regionale. Mascotte. Sì, come per dire un pupetto, un alco. Sì. Mascotte. E dopo con che la utilizzi in duci nostri materiali. Comunicazioni istituzionali. Si comincia a fare un percorso di conoscenza, è vero. Ecco, io ho detto, si sta subito a tante emergenze, si sveglia le ore, dopo si perde un po' c'è la fantasia. Il calendario e le biel, ma magari poi più grandi. Sì, il calendario, sì. La mascotte, sì. Ottimo. Io saluti, grazie di Mandi. Mandi. Grazie.
Io ho detto che commenti in che momenti anche per avere una condivisione, per avere dalle idee, no? Che saltino sempre fuori. Vediamo se qualcun altro ha qualche proposta, qualche osservazione, qualche altro, c'è di? Non fas come il plevan, che dopo hanno smarride. Mandi, mi sentiso? Sì. Sì, io faccio parte di una scuola paritarie e volevi sì, di no dismetternos anche no, perché no magari non si rapporti con il ministero, con gli uffici scolastici, quindi no che sono bestila Savin sempre o dopo o ma se tardi. E quindi sì, siccome sono veramente iniziative sbielis e quindi attivarsi no mestres no in queste robe, quindi sì, io volevo dire di no dismetternos perché ha vinto in plus anche no. Segnato. Che che mi interessava tanto dalla prova della vacazione, io pensavo che la facessi proprio te vuotris, invece no, perché in realtà non lo può dire, cioè lei è una competenza che la gestisce, soccorso tecnico urgente, i vigili del fuoco, non si ha supporto, si ha supporto come assistenza alla popolazione. Ecco, è una roba, un tecnicismo che però sono competenze, insomma. Sì, no, mi interessava che robe qui, ma anche dopo proprio una giornata, perché avevo avuto poco tempo fa. E tu la Isa? Pozzuolo. Pozzuolo, boh, insomma. Sì, asilo? Sì, anche nido, quindi anche i frus dal nido mi ho dovuto pompirsi, è stata veramente una roba bellissima, perché di solito i frus grandi vanno a fare la gita lì dai pompiers. Invece queste volte sono stati lì di no, dal giardino, e erano sia che dal nido che dall'infanzia, e anche che dal nido, nonostante l'età piccolissime, sono stati veramente attenti per un tempo lungo. Quindi, secondo me, anche con la protezione civile, pensi che anche che faccia d'età lì, che è difficilissima per l'attenzione, a sé c'è una roba interessante, ecco, di viodi e di provare. Sì, sì. Ecco, quindi volevi dire nome queste robe che magari sì, non sempre la paritaria è tenuta no, ma è vera, è vera. esperimento come la statale, ecco. Grazie comunque. Vediamo se lei anche mo qualche d'una, ma mi pare che si sarebbe giuntato da ormai in code. E allora noi intanto disegno grazie alla dottora Maria Teresa Plet, perché per da buon in mancul di Doris è arrivata a fare un viaggio per da buon esaustivo di tutti no? Gli diversi competenze, io credo che o può darsi in resta qui a fare per da buon pardis, perché sono tanti robis, come in vude dome no, una visione così generica, un po' di tutto, o tornare a chiatarsi con ai disavoti di mai, usdin l'invito, se ho vescusto dal momento che ho varin due momenti, no, vin una visita che dura superiore, ma con di un'ora, no, dottore. E allora poi individi e fa due gruppi, uno dalle 5 alle 6 e dopo dalle 6 alle 7. Il gruppo è sulla cinquantina, va dite? Ma non vi problemi di gestire, insomma, non sono che i problemi. Ora vi segnalo, se vi è tutto sotto, se le al, segreteria@protezionecivile.fvg.it, la segreteria da direzione, dal direttore, che insomma raccoglie se ves iniziative, se ves, se magari, come io mi sono insegnata, magari però se le altre, insomma, oltre ai riferimenti dai gruppi comunali, insomma, che potete conoscere in comune, ecco, segreteria chiocciola, sono i miei colleghi che dopo Misirin, comunque Maria Teresa Plet, insomma,
soia palma. Va Beh, bene? a vostra disposizione. Così allora di 8 di maio di sevene anche la visita in presince, se avesse gusto magari di giuntare qualche duna, basta che nos al segnaledis e ovviamente che invece la docente Elena Camellini e alza della mano e così. Sì, scusate, mi è venuto in mente una domanda. Lo parlo in italiano per tutti, dai. Io tempo fa avevo trovato su internet un video di un personaggio che si chiamava Civilino e che spiegava... Sì, Civilino è dei colleghi di Umbria, mi Umbria, pare. sì, esatto, Perugia. Che è molto interessante, ho visto, cioè proprio rimaneva impresso ai bambini, sia il personaggio, la canzoncina, perché poi richiamava tutte appunto le problematiche della prevenzione, eccetera. Se per caso anche appunto per noi del Friuli, visto che questa è un'iniziativa Umbra, abbiamo qualcosa ci stiamo lavorando, come le dicevo, a rinnovare tutti i nostri... È una bellissima iniziativa. Appunto loro hanno trovato la mascotte e poi negli anni ci hanno costruito, hanno fatto il diario, anche questa è una bellissima iniziativa, il diario per i ragazzini, loro, anche Lombardia, insomma, ci sono tante cose che si potrebbe fare. Sarebbe un po' da aggiornare il video, perché anche quello del terremoto non Questo ci sono dici? proprio... Sì, ci sono delle cose un po' da aggiornare, ecco, anche perché appunto dice chiama l'118, quindi insomma sono ancora i numeri vecchi e quindi insomma sarebbe un attimino l'aggiornamento, però è molto molto interessante. Chiedevo appunto se anche noi qua in Friuli avevamo qualcosa del genere. Ma noi no, tranne quella campagna che abbiamo fatto volutamente generalista, adesso le mostro, tranne quella, ecco qui, questi qui, che li abbiamo fatti appunto fruibili dagli adulti fino a rischio incendi boschivi, a cartone animato, allertamente. E questi sono, darò un'occhiata anche dai bambini. Sì, esatto, vede quello che dicevo prima, no? Poi gli altri sono tutte... video un po' più... Sì, video insomma un po' anche autoprodotti. Scopri la protezione civile sono per i più grandi, delle pillole, che cos'è la sala operativa. Questi sono per i più grandi in realtà, perché li avevamo fatti appunto per i ragazzi delle superiori, sostanzialmente all'interno della settimana della protezione civile. Alla sede della protezione civile del Friuli Venezia Giulia a Palmanova. In questo video vogliamo farvi conoscere la nostra sala operativa regionale, detta anche SOL. La sala operativa regionale è attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e risponde al numero verde 800 500 300. È il luogo tecnico di comando. Ecco quello che vedrete il 18. Ecco, mi viene un'altra idea, per esempio per le superiori, visto che hanno sempre questi TikTok, questi video, anche far fare loro dei video come concorso anche, un po' avevamo fatto negli anni. Siamo andati a far parte di questa grande squadra quando avevamo circa 16 anni, ma in realtà conosciamo la pista davvero molto tempo prima, infatti eravamo veramente piccolissime quando siamo andate per la prima volta nella sede della nostra protezione civile comunale. Il nostro papà è un volontario da Sì, queste raccontano il loro percorso, insomma, contenuti ne abbiamo, però diciamo che il percorso per i ragazzini non l'abbiamo ancora strutturato, ecco. Abbiamo soltanto questi, al momento, questi prodotti per tutti, volutamente per tutti, ecco. E poi questo è lo spot per un po' per i grandi. Questo non so, è passato anche in Rai.
hanno la stessa durata. È il tempo che scandisce la nostra realtà. Questa è la sala che vedrete delle decisioni, il 18. Condiviso dalle persone, uomini e donne comuni, senza distinzioni di ruoli e gerarchie. Di fronte delle fiamme si contava la chiave e la doppia scatola improvvisamente. In arrivo una nuova ondata del maltempo. È il tempo di decidere e agire e raccontano le stesse notti insonni, gli stessi sacrifici personali, la stessa volontà di mettersi a servizio della comunità. La tempesta varia, 4 giorni di piogge intense, 20 giorni. Questo è lo spot che proponiamo ad inizio visita perché viene proiettato su tutti gli schermi di questa sala ottagonale, che è la sala dove si riunisce il comitato che gestisce, regionale che gestisce le emergenze. Intanto i convogli della protezione civile regionale sono pronti a partire per la Polonia. C'è un tempo in cui decidere e agire hanno lo stesso valore, quello di sapere anticipare la luce del giorno. Ecco. Grazie. Bene, una restante suggerimenti che non sono arrivati, Laura Rosso che riguarda che viene anche il diario Olmis, che può essere dedicato in un'edizione proprio dalla protezione civile, perché di no, che Sì,